Ciao ragazzi, benvenuti a Brenton, il borgo delle soppresse. È qui che voglio portarvi sabato 2 aprile nel pomeriggio per scoprire questo mondo, un mondo fatto di sapori veri e genuini proprio come un tempo, con le soppresse, ma non solo. Secondo me Brenton è una contrada magica, si trova sulle colline a cavallo tra Verona e Vicenza e qui le tradizioni di un tempo continuano a vivere, ma vivono seriamente perché per esempio qui si continua a fare il pane e biscotto con il forno di contrada, ce ne sono addirittura 2. E poi si fa il vino Durello ovviamente perché questa è la zona tipica. Ebbene, tutte queste situazioni fatte di sapori e di valori autentici come quelli che avete visto nel video li potrete rivivere insieme a me grazie alla collaborazione con Veronality per vivere questa experience direttamente a Brenton insieme alle famiglie che, come hanno ospitato me, ospiteranno anche voi e vi faranno assaggiare le delizie della bontà contadina. Sabato 2 aprile, basta seguire il link che trovate in descrizione e seguire tutte le informazioni. Ovviamente i posti sono limitati perché gli ambienti sono piuttosto piccoli, quindi affrettatevi, anzi, seguitevi. Siccome da queste parti con l'accoglienza non si scherza, se buttiamo avanti. Questo è il Durello, vero Mirko? Durello, metodo classico, 36 mesi. Ah, roba buona, ciao. Sì, questa qua è la soppressa fatta a novembre. È freschetta allora? No, non è anche freschetta, è giusta da mangiare, è un po' sul tenero, però è perfetta. Giglio, però a 2 aprile ti tiri fuori quelle giuste, era? Per forza, sì. Egidio e Mirko saranno 2 di tutte le persone che troverete qui a Brenton. Non ci sono solo loro, ci sono altre cantine, ci sono altri produttori e quel giorno lì assaggerete il pane fatto proprio in contrada, la soppressa di Egidio e degli altri, il vino Durello, e vedrete nascere in diretta il formaggio monteveronese grazie all'apporto del consorzio monteveronese DOP e con Giorgio Google che le sarà che le ha preparate altre. Allora potremmo passare, Giglio? Esatto, adesso andiamo avanti. Ragazzi, prenotatevi, seguite il link in descrizione e vi aspetto qui a Brenton insieme ai nostri amici per assaggiare qualcosa di nuovo e per vivere le emozioni della vita di contrada. Allora, come pare, Giglio? E t'ho fatto? Eccolo qua. La fai venire? No, per forza. Allora, vi aspetto ragazzi, ci vediamo qui. piattino e avanti che lo assaggiamo. Che piattini, eccolo qua.